Un maxi sequestro di cocaina si è registrato nel nostro mar Mediterraneo, a 2 passi da Porto Empedocle, 20 persone fermate, la droga è stata scaricata in mare dalla nave madre. Sono 5 infatti i componenti dell'equipaggio del peschereccio Ferdinando d'Aragona del compartimento marittimo di Reggio Calabria, fermato dalla Guardia di Finanza con un carico di 5,3 tonnellate di cocaina, uno dei più grossi che si è registrato fino ad ora, sottoposti a fermo dalla DDA di Palermo. A loro si aggiungono anche 15 componenti dell'equipaggio della nave madre, battente bandiera della Repubblica di Palau. Le persone già fermate a Porto Empedocle sono Vincenzo Catalano di 35 anni di Bagnara Calabra in provincia di Reggio Calabria, comandante del motopeschereccio; Kamel Tamuli, tunisino, 53 anni, residente a Tricase in provincia di Lecce; un altro tunisino, Sami Meri, di 48 anni, residente a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina; Yanis Malik Bargas, francese, di 19 anni; un altro albanese di 35 anni, che da Porto Empedocle sono stati trasferiti nel carcere di Pagliarelli di Palermo. L'equipaggio del mercantile era composto da 15 persone di nazionalità ucraina, turca e azera ed è stato scortato da mezzi navali della Guardia di Finanza fino al porto di Palermo. Il carico valeva 850 milioni di euro, il sequestro più ingente mai eseguito in Italia. Martedì sera un ATR-72 del Comando Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle, in servizio di ricognizione nel Canale di Sicilia, impiegato da alcuni giorni nel monitoraggio di una nave mercantile che batteva bandiera di Palau, aveva registrato il suo avvicinamento. Un motopeschereccio era partito dalle coste calabresi. È stato accertato di notte che la nave madre stazionava ai limiti delle acque territoriali dove aspettava il peschereccio, verosimilmente per un trasbordo illegale della droga. In particolare nelle prime ore di mercoledì 19 sono state notate delle anomale operazioni di accumulo di numerosi pacchi sul ponte della nave madre, che venivano successivamente scaricati in mare con l'avvicinarsi del peschereccio italiano, che nel frattempo aveva disattivato il sistema di localizzazione AIS per le operazioni di recupero del carico gettato nel Canale di Sicilia. È stato quindi subito sottoposto a fermo il peschereccio, che stava facendo rientro verso le acque territoriali, a bordo del quale, nascosto dietro una pannellatura che celava un ampio locale, è stato trovato un enorme quantitativo di stupefacente. Immediatamente dopo le unità navali si sono lanciate all'inseguimento del mercantile, che nel frattempo stava cercando senza successo di riprendere il largo in direzione della Turchia. Le oltre 5,3 tonnellate di cocaina erano destinate a rifornire l'intero mercato nazionale.